Quinta giornata di Prima C, si affrontano a Sant'Eusebio Borgo Incrociati e Calvarese, entrambi reduci da un pareggio, ottimo quello del Borgo Incrociati contro la capolista San Pier d'Arenese. Pericolosi subito gli ospiti con i tiri di Claudio Ghirlanda e Nassano, entrambi parlati da Holguin, ma l'arbitro aveva già fermato l'azione. Replica immediata del Borgo Incrociati con Fiumanò in contropiede, il suo diagonale fa la barba al palo. 18esimo, Minini interviene da Tergo su Monteverde, per l'arbitro non ci sono dubbi, è da segnare la massima punizione dal dischetto. Rivediamo il replay del contatto, Capitan Piazzi non lascia scampo al Guin, Borgo Incrociati 0, Calvarese 1. 3 minuti dopo il solito Fiumanò impegna severamente Bianchi che ripara in angolo. 29esimo, Monteverde per la Calvarese lanciato sul filo del fuorigioco si presenta davanti ad Holguin che respinge. Un minuto dopo Marenzana annulla il gol del pari del Borgo Incrociati per un fuorigioco di Valenti che era stato servito da Mosetti. Il primo tempo si conclude con Saitto che serve Mosetti, tiro deviato che finisce in angolo. A inizio ripresa Dessì interviene su Pelosin, l'arbitro fischia il secondo rigore di giornata, rivediamo le immagini con il replay di Enrico Figus. Sul dischetto Piazze batte un rigore, fotocopia del primo, ma nella porta opposta e fa 0-2 per la Calvarese. Al 60esimo vibranti proteste del Borgo Incrociati per questo presunto tocco di mano di Cagnaro sulla riga di porta, rivediamo l'azione in replay dell'episodio che poteva cambiare la partita. Al 68esimo la Calvarese fa tris, grave errore di Bergami che si lascia scavalcare dal pallone e permette a Soracase di segnare il gol del 3-0. Al minuto 70 Calvi di testa colpisce la palla ma prende traversa, giornata no per il Borgo Incrociati. Al 76esimo Soracase si invola sulla fascia sinistra, serve Claudio Ghirlanda che tira ma la palla finisce alta. Il neoentrato Muzio in contropiede cala il poker per gli ospiti al minuto 84, 4-0 per la Calvarese. Il Borgo Incrociati perde il senso delle misure in campo, Soracase ne approfitta e con facilità disarmante infila per la quinta volta Holguin. In pieno recupero il Borgo Incrociati sigla il gol della bandiera con il numero 91 Ombrina. Vince 5-1 la Calvarese su un campo ostico come quello del Borgo Incrociati.